Giampaolo Vallardi, intanto un commento su quello che sta accadendo a Tony Darè, visto che c'è anche un'amicizia tra di voi. Beh, sicuramente dal punto di vista umano grande vicinanza, mi dispiace per l'uomo, per l'amico e sono contento per lui perché finalmente si è liberato dal salvinismo imperante che sta distruggendo un po' la storia del territorio. Per lui erano 40 anni di Lega, però secondo me oggi può solo stare meglio, può tornare vicino alla gente, può tornare a occuparsi effettivamente del territorio. Dal punto di vista invece politico, cambierà qualcosa nelle alleanze in vista anche di Vittorio Veneto? Ma è tutto da ridefinire, non credo che se la Lega ha espulso Tony Darè che possa candidarsi di nuovo in una coalizione in cui c'è anche la Lega, quindi noi di Forza Italia lo stiamo attendendo a braccia aperte, non credo che lui passerà subito in Forza Italia, non credo neanche passerà, ma sarà molto probabilmente una lista civica di persone che stanno lavorando per il territorio, compresa Forza Italia.